siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati alla seconda edizione di Stella Dice Che, questa volta con il notiziero e le news dall'Ogliastra. Partiamo con il maltempo che è imperversato durante tutto il fine settimana, che ha portato abbondanti piogge che fortunatamente hanno contribuito a un aumento significativo degli invasi nella Sardegna orientale, quella maggiormente colpita e in sofferenza per l'emergenza da deficit idrico, ragione infatti per cui la regione ha stabilito di sospendere le restrizioni idropotabili e i divieti di irrigazione in Baronia e nel Nuorese. In Ogliastra la situazione è decisamente migliorata nella diga di Baumu-Gerris e nell'invaso di Santa Lucia, come mostrano anche le immagini che stiamo mostrando. Non si è usciti del tutto dall'emergenza idrica, ma sicuramente la pioggia di queste ultime ore sta riempiendo, ha riempito sicuramente gli invasi. Ci sono stati però anche diversi danni dovuti al maltempo. Ieri a Lanusei, in località Usulai, i vigili del fuoco sono intervenuti per i danni causati dal forte vento che ha coinvolto 2 capannoni e le coperture in lamierato. Le strutture adibite a ricovero per animali sono state appunto travolte dal vento. Alcuni capi di bestiame sono purtroppo morti a causa del crollo della copertura. Però ci sono anche belle notizie, perché le forti piogge degli ultimi giorni hanno anche portato a degli spettacoli naturali come quello di Lassai e le cascate Le Quarci. Ieri il paese è stato preso d'assalto da tantissime persone che si sono recate ad ammirare lo spettacolo delle cascate Le Quarci. Dopo mesi e mesi di secca tornano a scorrere in tutta la loro maestosità. Cambiamo ora argomento, siamo a Tortolì. L'organizzazione di volontariato La Soffitta di Peo ha finalmente la sua sede, è stata inaugurata sabato mattina. La base operativa dell'organizzazione di volontariato, nata da un'idea di Pierpaolo Loddo, scomparso nel 2021 dopo una battaglia contro la sclerosi multipla, affrontata sempre con coraggio e con la sua immancabile ironia. La sua idea, il suo sogno è stato portato avanti da familiari e amici, in primis dalla mamma Antonella Deiana. L'obiettivo dell'associazione è quello di sostenere le persone con disabilità fisica o mentale e il loro
caregiver nell'affrontare il percorso nella maniera più serena. Il direttivo ha presentato obiettivi e finalità e tutte le attività che verranno avviate. Si è partiti già da sabato pomeriggio con i laboratori esperienziali per caregiver, una serie di incontri gratuiti di supporto appunto per disabili e i loro assistenti. La sede, che si trova in piazza Rinascita, è stata messa a disposizione dal comune. All'inaugurazione molto partecipata era presente anche l'amministrazione comunale con il sindaco Marcello Ladu, l'assessora alle politiche sociali Irene Murru, c'era anche il consigliere regionale Ogliastrino Salvatore Corrias, la referente territoriale del CSV Ogliastra Lara De Pau, diverse autorità tra cui il parroco Don Piero Crobeddu. Ai laboratori hanno già aderito una decina di famiglie. Per chi volesse maggiori informazioni può contattare l'associazione anche sui canali social. Chiudiamo con un'iniziativa che si terrà questo pomeriggio a Baristardo. Si tratta di un incontro sulle comunità energetiche. L'appuntamento è alle 17:30 al centro civico in piazza Repubblica. L'intento alla base del progetto della comunità energetica di Baristardo, spiega il sindaco Ivan Mameli, è quella di creare una sinergia per lo sviluppo del territorio. La comunità permetterà la condivisione dell'energia prodotta, consentendo un vantaggio economico derivante dai fondi PNRR per coloro i quali vorranno realizzare nuovi impianti di produzione e al contempo un vantaggio economico per coloro i quali utilizzeranno l'energia prodotta e immessa nella comunità, appunto da queste comunità energetiche. L'appuntamento è questo pomeriggio al centro civico di Baristardo, dove appunto verrà presentato il progetto, lo statuto e l'atto costitutivo. Per oggi è tutto con il nostro notiziario. Vi do appuntamento domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.